In questa domenica di novembre ad Agrigento va in scena il secondo Expo Amatoriale Canina, una competizione a tutti gli effetti. Ecco, come nasce questa idea e soprattutto in che modo si svolge l'iniziativa di quest'oggi? Allora, l'idea nasce da me in quanto sono un'appassionata dei cani. Siccome giro tutta l'Europa per quanto riguarda le esposizioni, ho deciso di portare l'Expo ad Agrigento e quindi ho deciso di organizzare, è dall'anno scorso che faccio questo evento molto ma molto affollato di cani e persone competenti della razza, e spero tanto che quest'anno venga come tutti gli altri anni e man mano possa andare migliorando. Ecco, nel dettaglio l'edizione di quest'anno quanti iscritti conta? Allora, in mattina già abbiamo 80 iscritti, presumiamo nel pomeriggio di averne molti altri in quanto già come prescrizioni ho 110 cani, quindi pensiamo che man mano vengano le persone nel pomeriggio possano aumentare le iscrizioni. La tipologia di cani che possono concorrere a questo tipo di concorso quali sono? Sono tutte le razze con pedigree e senza pedigree. Quest'anno abbiamo delle speciali che abbiamo fatto che sono cane corso, pitbull e pastore tedesco, in quanto vengono giudicati da giudici allevatori della razza e quindi avranno un giudizio molto serio. Ecco, spesso a volte si vedono dei servizi che mostrano un lato oscuro di queste competizioni, ovvero che il cane, l'animale non viene trattato bene. Ecco, voi avete messo in atto dei controlli per quanto riguarda il doping oppure le modalità con cui l'animale viene, ecco, educato? Allora, noi abbiamo chiesto di portare dei cani non per quanto riguarda l'esposizione a venirli a stressare, noi vogliamo un cane in quanto viene qua con la sua tranquillità, viene a passare la sua giornata di gara sia lui con il padrone, ma non vogliamo cani stressati. Noi abbiamo invitato infatti degli sponsor che vengono qui come la Dog Performance, la Trainer, la Fish, vengono qua, fanno la loro pubblicità e nel mentre verrà dato ai proprietari del cane, in base al cane, un buon mangime per loro, una buona alimentazione.